trovino la forza, lo spirito di collaborare, vuol dire che effettivamente amano, e i loro alunni amano il loro lavoro. Un laboratorio di scrittura creativa non ha solo una funzione meramente didattica, ma qualcosa di più. E i bambini sono invitati a confrontarsi, sono invitati ad ascoltare, e questo fa di loro anche dei cittadini migliori e domani. Sono dei bambini che appunto si confrontano tra di loro, sono dei bambini che sono invitati a collaborare strettamente. Questa reciprocità, questo confronto, questo anche in un modo diverso, perché il laboratorio alla fine è questo, è una via non convenzionale per fare, sì, per attirare anche di più l'attenzione. Quindi ancora un ringraziamento a chi ci ha invitato e chi ci ha voluto qui, un grande in bocca al lupo alle insegnanti che si troveranno a lavorare e un saluto a tutti voi, a presto. Penso ci vedremo domani a teatro.